Ora, alcune riflessioni sulla complessa e dibattuta questione dello status storico del veneziano. Oggi pomeriggio cercherò brevemente di caratterizzare il prestigio del veneziano in alcune fasi importanti dell'intrecciata storia di Venezia e del suo vernacolo. Tenterò di chiarire sinteticamente quale fosse in passato e quale sia attualmente lo status effettivo di questa parlata eccezionale. Eccezionale perché? Perché nel quadro europeo, per la sua persistenza, nonostante che non sia mai stata codificata o standardizzata come le grandi lingue europee di cultura. Eccezionale in quanto perdura, malgrado il fatto che non sia mai neanche stata la lingua ufficiale e legale a Venezia, nemmeno durante la Serenissima, e insisto su questo punto, e tantomeno dopo l'unificazione dell'Italia. Per carità, era la lingua ufficiale a tutti gli effetti, sotto la Serenissima. Diciamo che era la lingua ufficiosa, ma i veneziani non usavano definire qual era la loro lingua. E malgrado il fatto che l'italiano le abbia largamente e precocemente usurpato la maggior parte dello spazio scritto, lasciandole per secoli solo o quasi il dominio parlato. Procediamo un passo alla volta. Innanzitutto, qual era la posizione del veneziano nel periodo che si stende dalla sua emergenza allo scritto nel 200, e anche forse prima, fino al 1500, quando cioè il potere commerciale e politico di Venezia era al suo punto culminante, raffigurata simbolicamente nella stupenda incisione di Jacopo de Barbari ora nel Museo Correr, cioè del 1500 appunto, e il veneziano era, come ho suggerito stamattina, una koiné linguistica che andava verso la stabilità allo scritto e nel parlato. Prima di tutto c'è da dire che il veneziano era senza alcun dubbio la lingua parlata di Venezia in tutte le circostanze, in famiglia, per la strada, negli affari, ma anche nei tribunali, nei comitati governativi, incluso il Maggior Consiglio. E ciò non solo a Venezia, ma anche nel suo impero da terra e da mar, e infatti fino alla caduta della Repubblica a fine Settecento. Dunque, dominio incontrastato al parlato nel 1500. Allo scritto però le cose in questa prima fase erano più complicate, come aveva sottolineato il compianto Manlio Cortellazzo in un suo fortunato articolo dal titolo interrogativo "Il veneziano, lingua ufficiale della Repubblica?". Dal XII secolo, cioè dalla comparsa del volgare a Venezia nei documenti di vario tipo, fino pressappoco al 1500, il veneziano el volgar, o el vulgar, come viene denominato nei documenti, era una, ma non esclusivamente la lingua scritta dallo Stato veneto. Ma non ebbe mai, si noti, come ho detto prima, un esplicito status legale di lingua ufficiale durante questo periodo. D'altronde nessuna lingua aveva uno status ufficiale a Venezia. C'è da notare qui che malgrado la comparsa del volgare in documenti ufficiali a Venezia in questo periodo, la posizione del latino vi rimase più salda che per esempio nei comuni dell'Italia centrale, a Firenze in Toscana per esempio. Là si assiste a un'affermazione precoce del volgare chiaramente dimarcato dal latino. Al contrario, a Venezia è diverso. Il conservatismo della cancelleria veneziana, nonché il monopolio clericale delle funzioni notarili a Venezia, avranno certamente ritardato la piena emergenza del volgare e mantenuto l'importanza del latino fino al 1500 e oltre. Nel 300 e nel 400 quello che vediamo a Venezia è l'emergere nella burocrazia statale di un tendenziale bilinguismo, cioè latino allo scritto, veneziano al parlato, senza complessi di inferiorità o superiorità, ma ciascuno con la sua sfera di competenza. E questo, guarda caso, prefigura i rapporti futuri a livello più esteso nel periodo premoderno tra veneziano e italiano.
Ciò non di meno, ho detto questo, però prima del 1400 il veneziano compariva già in una gamma estesa di contesti scritti. Per esempio, in trattati e documenti statali, in statuti ufficiali come i capitolari degli ufficiali sopra Rialto o i capitolari dei camerlenghi di comune, nei bellissimi Vangeli trecenteschi in antico veneziano, editi da Francesca Gambino, in lettere privati, in testamenti, nella corrispondenza mercantile, come quella famosa indirizzata a Pignol Zucchello a Rialto, da mercanti residenti nel Mediterraneo e nel Mar Nero, e in manuali mercantili e marinareschi pratici, il più noto, famoso Zibaldone da Canal. All'altezza del 1400 il veneziano era un mezzo scritto degno di veicolare per intero la grande storia di Venezia, redatta da Antonio Morosini, nel cosiddetto Codice Morosini, testi letterari di vario tipo e perfino un crescente numero di documenti ufficiali dello Stato. Nei suoi registri prosastici più alti, il veneziano a questo punto, tra 1400 e 1500, raggiungeva una stabilità e una sofisticazione che sembrava preludere addirittura a una sua precoce codificazione, cioè una fissazione grammaticale e lessicale, come quella che ricevette il toscano Aureo alle mani di Pietro Bembo nel 1525 con le prose della Volgorlingua e con il vocabolario della Crusca del 1611. Ma le cose si svolsero diversamente. In realtà Venezia non vide all'inizio del Cinquecento l'affermazione e l'ufficializzazione dello status del suo volgare come avvenne negli stati-nazioni come la Francia. La Francia è sempre l'esempio che si cita, che nel 1539 c'è il decreto di Villers-Cotterêts che dice che nei tribunali si deve d'ora in poi usare il francese e non il latino. Strano perché questo è malgrado la preminenza di Venezia nel quadro politico italiano e anche mediterraneo, malgrado la sua ricchezza materiale, malgrado la posizione di perno tra Occidente e Oriente, malgrado il prestigio del suo sistema politico e malgrado la sua lingua parlata onnipresente in tutti i contesti, in città, nello stato da terra e attraverso lo stato da mare. Quali sono le possibili ragioni di questa mancata affermazione allo scritto di un idioma che sembrava possedere tutti i requisiti per essere la lingua veramente ufficiale della Serenissima e capace nella sua prassi cancelleresca, come sottolineò Giacomo Devoto, di fungere da rivale all'emergente volgare italiano di prestigio basato sul toscano letterario del Trecento. Come mai non è avvenuto? Si possono additare una serie di possibili ragioni, senz'altro sovrapposti gli uni agli altri. Innanzitutto, Venezia non era uno Stato come la Francia, l'Inghilterra o la Spagna, cioè monarchie territoriali tendenti alla creazione dello Stato-nazione, con la propria lingua come emblema identitario, in contrapposizione al latino e alle altre varietà adoperate nel loro territorio. Venezia era in un certo senso un anacronismo, una città-stato con una classe governativa tutta municipale. La questione della lingua, cioè quale volgare utilizzare, non fu mai un dibattito né pubblico né istituzionale a Venezia, mai. Si chiamava El Volgar e quale fosse esattamente questo volgar non venne mai esplicitamente definito. Questa assenza di politica linguistica, condizionata credo dalla natura dello Stato veneto, si riflette anche nel disinteresse veneziano per una colonizzazione linguistica nei suoi possessi territoriali. I recenti studi che sono stati fatti da vari colleghi, Rembert Hofer in Germania, Diego Dotto qui nel Veneto, su Creta e Ragusa, lo dimostrano chiaramente. Do una piccola cifra. Nell'opera del vocabolario italiano, che forse conoscete, è una banca dati online dove si trovano tutti i vecchi testi italiani di tutte le regioni italiane. Sono andato a cercare la parola volgare, volgar.
Ho trovato nell'OVI, nell'opera del vocabolario italiano, 425 documenti fiorentini, dalle origini al 1375, 425 documenti fiorentini. In questi ho trovato 259 referenze al volgare, in volgare. Sono andato a cercare tra i documenti veneziani, sono 152, ho trovato una sola referenza al volgare, così di passaggio. A Venezia c'era pure una mancanza di corte. C'è forse anche da considerare, seppure sia un concetto molto labile, l'indole di praticità di questa Repubblica mercantile. Fatto sta che intorno al 1500 assistiamo alla graduale interpenetrazione del veneziano scritto con il toscano. Toscano che aveva attirato tutte le elite italiane per il suo prestigio letterario, per la sua fissità che le conferiva una stabilità parallela a quella del latino e che fu prediletta dalla nascente industria della stampa che aveva, guarda caso, proprio a Venezia il suo centro e che nel 1525 fu codificata, come ho detto, da Pietro Bembo, guarda caso di nuovo, anche lui veneziano. L'osmosi tra toscano e veneziano si dipanna lungo il Cinquecento, in scritti di ogni tipo, in modo tranquillo e non controverso, con variazioni da scrittore a scrittore, da documento a documento. Più il registro è alto, più l'influsso del toscano tende ad essere forte nel veneziano. Negli scritti dimessi, per esempio le insegne, le mariegole delle arti o delle confraternità, il sostrato veneziano continua ad affiorare fino alla caduta della Repubblica. Il risultato è che nel 600 e nel 700 gli scritti veneziani, diciamo seri, scientifici, sono tutti volutamente in italiano con poche tracce veneziane. Ora è ben noto che la codificazione bembiana ebbe l'effetto drammatico e duraturo di creare in Italia la divisione tra questi concetti fondamentali in Italia. La lingua da una parte, lingua codificata, prestigiosa allo scritto, e dialetto dall'altra, e che la declassifica dei cosiddetti dialetti, la parola dialetto è sorta in Italia nel Rinascimento, è una parola greca, però è sorta proprio in Italia nel Rinascimento. Questo colpì tutti i volgari della penisola, confinendoli essenzialmente al parlato in un primo tempo e poi, dopo l'unificazione politica nell'Ottocento, riducendo man mano il loro spazio, perfino nel parlato stesso. Si venne configurando così, dal Cinquecento all'Ottocento, questo famoso binomio toscano-italiano allo scritto e dialetto al parlato, con la chiara inferiorità e declassifica di quest'ultimo. Però l'eccezionalità di Venezia in questo contesto colpisce. Il veneziano lo vediamo nei testi scritti del Cinquecento, nel teatro comico e non sempre in ruoli prettamente comici. E a partire dal Cinquecento, malgrado questa apparente declassifica, assistiamo in certi argomenti, in certi contesti, all'affermazione di un veneziano pienamente conscio di sé. Penso alla poesia sensuale e articolata di Maffeo Venier nel secondo Cinquecento, alla prosa del critico d'arte Marco Boschini nel Seicento, all'Iliade in veneziano di Giacomo Casanova nel Settecento e alla folta e impressionante mole dell'imprescindibile raccolta di detti e espressioni veneziane di Francesco Zorzi Muazzo nel Settecento. E soprattutto, e lo vedo qui dalle ambedue le parti, il teatro del grande Carlo Goldoni. Carlo Goldoni è emblematico. In questo teatro di Goldoni, toscano e veneziano stanno accanto l'uno all'altro in un rapporto senza polemica, chiamati ambedue da Goldoni lingua. Lui dice lingua veneziana, lingua toscana, mai dialetto, lingua. Mi permettete una breve citazione di Gianfranco Follena, che descrive com'era il veneziano ai tempi di Goldoni.
Dice, era una lingua parlata socialmente unitaria, senza stratificazione rigida, lingua usuale anche dalla classe dirigente e lingua scritta non grammaticale, il solo dei dialetti italiani totalmente immune nell'uso parlato, anche colto di squalifica culturale. Dialetto nel senso corrente solo per la prospettiva letteraria, capace di servire non soltanto nell'uso amministrativo e giuridico, ma anche per discutere oralmente di filosofia e scienza. Periodo moderno. Il rapporto di complessità tra italiano e veneziano e di eccezionale robustezza e resistenza del veneziano continua nel periodo moderno, cioè dopo Campoformio, con la crisi istituzionale e economica di Venezia sotto i domini francesi e austriaci e soprattutto dopo l'unificazione. L'unificazione porta al dilagarsi dell'italiano in tutte le sfere, scritte, pubbliche, scuole, università. Già nel primo Ottocento se ne preoccupava Giuseppe Boerio, che ha scritto il primo grande dizionario veneziano. Lui era sensibile a queste cose, diceva il veneziano va sensibilmente alterandosi e perdendosi da 30 anni in qua, nel 1830. Si chiedeva se sono a quest'ora già quasi spente dalla memoria le voci del foro e del governo repubblicano, lo saranno con andare del tempo anche le familiari e le più volgari? Sì e no, direi. Naturalmente nel giro di quei 2 secoli che ci separano, l'identità del veneziano e di Venezia sono stati sbiaditi dall'imponente e quotidiana pressione del grande codice nazionale, l'italiano. E su questo ho studiato, per esempio, il rimpiazzarsi nelle ultime 2 generazioni di tutto un lessico tipico del veneziano con parole italiane o venezianizzate dall'italiano. Per esempio, io non sento più puina per il formaggio ricotta, sento ricotta. Non sento più per bicchiere goto, sento bicer. Non sento più cocal per gabbiano, ma gabbian. Non sento più amia, né amia, mio barba, sento mia zia, mesia, eccetera. Anche se dall'altra parte assistiamo alla venezianizzazione di parole italiane, tipo televisor e telefonin. Perciò sbiadita sì, ma non cancellata. 2 parole e poi finisco. Fino al 1950, direi, si parlava quasi esclusivamente veneziano nelle famiglie a Venezia. Poi nelle classi medio-alte è sorto il fenomeno dei genitori che parlavano tra di loro in veneziano, ma ansiosi di passare il codice prestigioso, parlavano ai figli sempre più in italiano. E questo fenomeno si è man mano esteso a tutte le classi sociali. Lo sento quando vado a Castello, vado in via Garibaldi, sento tutti che parlano veneziano ma si rivolgono ai figli in italiano. Anche a Canareggio, nel più lontano Canareggio, si sente questo. In succinto, come l'italiano e il veneziano, come interagiscono oggigiorno a Venezia? Non ho tempo di andare nel dettaglio, ma direi questo. A Venezia adesso vige una complessa e fluida situazione in cui italiano e veneziano si alternano e si interpenetrano in modi sottili e diversi a seconda dei parlanti, della situazione sociale e degli argomenti trattati nella conversazione. Non si tratta più di bilinguismo, ma piuttosto di un tipo flessibile di quello che chiamerei diglossia. E concludo. Il veneziano rappresenta un caso veramente eccezionale di adattamento di un idioma non codificato, anche se l'Accademia forse lo codificherà fra presto, un idioma non codificato alla realtà linguistica dello Stato-nazione moderno in un mondo sempre più globalizzato. Il veneziano non gode di protezione linguistica all'interno dello Stato italiano. Non viene insegnato sistematicamente nelle scuole, anche se volete cominciare adesso, meno male. La popolazione è ridotta, come si sa, a meno di 60.000 persone. Nel 1955 erano 150.000
sono 58.000 pressappoco adesso di residenti. Perciò il veneziano non ha nemmeno i vantaggi che hanno le lingue minoritarie in Europa, come il lussemburghese, il tedesco svizzero e soprattutto il catalano. Eppure il veneziano, un veneziano sempre più italianizzato, perdura e perdurerà finché i veneziani abbiano voglia di continuare a marcare la loro identità specifica legata a una storia culturale davvero unica.